Amici bellini, eccoci qua, guardiamoci nell'anima e cerchiamo di capire, visto che martedì ci stanno nuovi amici che dicono guarda che veramente è sabato, non è martedì, ma benvenuto allora, benvenuto a tutti. Dobbiamo parlare un pochino di questa situazione Osimhen, voglio chiarire un attimo delle cose, poi la situazione Mertens e Spalletti, cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici miei, carissimi amiche, bellissime passanti che vi trovate a passare, benvenuta Maria Miranchuk, diciamo, se volendo parlare poi di mercato, perché l'Atalanta molto attiva, oltre a Boga, insomma, tra poco dovrebbero esserci, se sono state rimandate le visite mediche, ma poi si liberano di Lovato, perché io sono molto attento a questo punto al movimento dei difensori, perché pare che insomma il Cagliari abbia piazzato Goldaniga e Lovato per sistemare un po' la difesa. Ora, non dico che il Napoli doveva per forza prendere Dove i like? Dove sono i like? Gli amici bellini già lo sanno e già l'hanno messo prima, che gli amici bellini fanno così, un video di Valerio Fluid, mettono il like e poi lo guardano, mentre altri non fa niente, non se ne fregano. Però voglio dire, non è che il Napoli doveva pigliarsi Goldaniga o Lovato, a parte che Lovato era un'operazione secondo me da fare già quest'estate. Detto questo, un giocatore di prospettiva che a Bergamo non ha trovato spazio e quindi magari lo cedono in prestito al Cagliari, magari al Cagliari giocherà e quindi potrà salire il valore. Certo, prendersi Lovato dall'Atalanta in prestito e farglielo crescere non sarebbe stata nemmeno un'operazione forse intelligente. A te ti serve un giocatore pronto, ti serve un giocatore, io non credo che adesso tu debba puntare su un giovane, ti serve un giocatore pronto subito, perché ragionandoci, oltre al fatto che insomma la Coppa d'Africa e quindi Koulibaly se lo recuperi comunque parte e lo perdi per un altro mese, noi siamo rimasti con Juan Jesus e Rachmani che partono nelle gerarchie iniziali di inizio anno come riserve, come terzo e quarto, diciamocelo chiaramente. Poi Rachmani giustamente scavalca Manolas nelle gerarchie e diventa titolare. Juan Jesus te lo ritrovi titolare per le defezioni degli altri e poi ti sei tolto Manolas. Però Rachmani è diffidato. Cioè noi andiamo ad affrontare la Juventus con Mario Rui squalificato, Rachmani diffidato e Anghissà diffidato. Anghissà probabilmente non ci sarà nemmeno e quindi se ne parlerà poi dopo, però c'hai Rachmani diffidato. E a quanto è data, mi dovete dire voi nei commenti, a quanto è data l'ammonizione? Voi lo sapete, le bollette eccetera eccetera, giocatevela. Io vi do dei consigli, giocatevela l'ammonizione a Rachmani. Di conseguenza ricordate il mio discorso sul mercato, avevo detto do al Napoli un giorno di massimo di slack, cioè praticamente non dico il 1 gennaio ma il 2 gennaio. Ho fatto un errore io e chiedo scusa. Il mercato si apre ufficialmente il 3. Di conseguenza se si apre ufficialmente il 3 io do come promesso al Napoli spazio il 4. Non dico che lo voglio il 3, la presentazione del giocatore e già essere pronto così, ma il 4 gennaio bisogna presentare un difensore centrale. Magari meglio se il difensore è in grado anche di ricoprire più ruoli sulla faccia eccetera eccetera. Sarebbe tutto ottimo, ma perché non è Mario Rui? Subito per la Juventus ci mancano Fabian, ci manca Insigne, ci manca Osimhen, ci manca Koulibaly, ci manca chissà, ci manca tutta la spina dorsale centrale che senza dubbio aveva fatto le fortune del Napoli all'inizio e quindi lo sapete, quando manca quella spina lì sono spine, sono cazzi amari e giustamente non ce ne va bene una, ma va bene anche questa. Chiamate l'ASL a uno alla volta, vi blocco, sappiatelo perché poi io leggo tutti i commenti, la battuta l'ASL, chiamatela, già state chiamando l'ASL. Non mi sembra, a parte che non fa ridere più, e non mi sembra nemmeno il caso storicamente di farla, visto che in tutti gli altri sport, in tutte le altre nazioni, la situazione a livello è gravissima. È gravissima veramente e i numeri stanno salendo. Basta chiedere ai vostri amici, a te quanti? A te positivi pure a me. Quindi i locali stanno chiudendo per mancanza non solo di clienti ma anche di staff. Chiamate l'ASL. Vi blocco a uno perché non servite a niente. E ve lo dico proprio guardandovi nell'anima. Guardo nell'anima ancora più. Non servite a nulla. Non servite a nulla, quindi vi blocco. E se volete tornare a fare la battuta sull'ASL, vi dovete fare un nuovo account. Va benissimo. Venite.
non c'è problema. Di conseguenza, l'ASL va benissimo, vi blocco a 1-1. Problema adesso quindi del mercato, si fanno migliaia di nomi, è inutile fare migliaia di nomi, è inutile che io vi dico Digne, Sar, quell'altro eccetera eccetera, perché è facile che alla fine ci ritroveremo un nome che non è uscito e che esce giusto l'ultimo giorno e poi il giorno dopo si fa subito, quindi oramai mi sembra veramente stantio, è inutile fare delle ipotesi su tutti i nomi che escono, perché poi Digne, andate a vedere i siti dell'Inter e l'Inter si interessa a Digne, basta che vendono Vesino, magari così, o liberano Consensi o Kolarov e si prendono Digne. Tutti i giocatori che poi sono interessanti, è chiaro che le squadre più importanti ci possono mettere uno zampino, anche se non ti serve, proprio un atteggiamento marottiano, e lo togli a una squadra che magari potrebbe risalire e potrebbe darti difficoltà. Quindi non farei ipotesi, aspetterei che arrivino tweet ufficiali direttamente per commentare l'eventuale acquisto, che deve essere fatto al più presto. Non voglio sapere niente. Noi andiamo sicuramente a Torino, probabilmente con Costanzo convocato, saremo costretti perché devi adattare un Malquit, devi adattare un Di Lorenzo da una parte, non hai solo Zanoli in difesa e sarà una tragedia, ma per il 4 gennaio deve esserci l'acquisto, non c'è dubbio, e mi fido del Napoli. Oltretutto al Napoli chiederei, mo è già tardi perché sono 7 minuti di video, il Napoli si vede i video miei ma non arriva fino alla fine, non lasciano i like. Napoli, vi chiedo, voi siete bravissimi e siete velocissimi a smentire certe cose, a volte smentite anche notizie vere. Ricordo la notizia di Amazon sulla cosa, no? Quando mai? Subito il tweet: non è vero niente, stavamo parlando con Amazon delle solite cose. Oppure smentite: questo giocatore non ci interessa assolutamente. Proprio avete preso un giocatore in particolare e avete smentito la notizia. Può il Napoli smentire tutte le notizie di mercato che escono? No, ma alcune notizie andrebbero smentite con velocità, con tempestività. Ne parlavo con gli amici del Caffè Napoli, con Salvatore Pengue, con Antox, con Antonio Cicco, che mi facevano riflettere su una cosa. Esce un articolo tipo questo, no? Che poi c'ha questo titolo, questa copertina, e poi ci vai a cliccare e leggi e dici no, nessun caso. Nessun caso. Tu hai scritto Napoli contro Spalletti, i giocatori contro Spalletti, nessun caso. Però si fanno le cosiddette ipotesi eccetera eccetera. Ci sono le cimici negli spogliatoi? Non credo, ma mi faceva ricordare, ed è giusto ricordarlo, non dimentichiamo i procuratori. I giocatori parlano con i loro procuratori, si sfogano in famiglia, con gli amici eccetera eccetera. E com'è che poi escono queste cose? Perché magari il procuratore, una telefonata al giornalista che ha messo un buon voto in pagella al suo assistito, gliela promette e gliela fa. E quindi, sai, magari buon voto a questo, così io ti chiamo e dici guarda, se è successa questa cosa, te lo garantisco che c'è un pochino di maretta, così, che è logico, che è una cosa logica, non è nessun caso. Figuriamoci se negli spogliatoi di tutte le squadre del mondo, se arriva una sostituzione un po' più così, non c'è un po' di mugugno, un pochino, dici ma mister, ma veramente, ma sei sicuro che devo uscire io? Ma magari anche un compagno con una voce un po' più importante nello spogliatoio dice ma mister, forse Mertens ci serve eccetera eccetera. Quindi è tutto normale, e non è normale che però solamente a noi escono gli articoloni che poi fanno discutere la piazza e quindi si spacca tutto. Quello non è buono, e partiamo già con lo Spalletti out subito. E che nonostante io non sia d'accordo con le sue scelte ultime di formazione e di cambi, se cominciamo subito con lo Spalletti out, ragazzi, non abbiamo risolto niente, e a partire dall'ambiente generale che viene influenzato dalla stampa, questo Napoli non può vincere niente, anzi si sta allontanando sempre di più dalle vette, e non solo non possiamo vincere, ma rischiamo anche di non partecipare nemmeno più. Quindi questo è il mio consiglio al Napoli: smentitele certe cose se vi interessa poi stare lì dove conta, voi smentite queste cose e magari il Napoli si calma e dice vedi, hanno smentito, non è vero eccetera eccetera. Come per esempio la notizia di Osimhen, che poi è cambiata, perché se avessi fatto il video subito appena sveglio, Osimhen, il Napoli furioso con Osimhen, in Nigeria senza l'ok dei medici. Napoli furioso con Osimhen.
Metti che Osimhen legge questa cosa in italiano, se lo fa tradurre, che quello tiene pure problemi con i meme, che non si capisce niente, che parla un inglese che è un inglese tutto suo. Napoli furioso con Osimhen? Assolutamente no. Osimhen è in vacanza, dove deve stare, concordato, eccetera, eccetera. Deve tornare e tornerà. Se avrà l'ok per essere convocato, magari può anche, è suo obiettivo, magari essere anche convocato contro la Juventus e partire poi dopo, non c'è problema. Scordatevi che i giocatori rinunciano alla loro nazionale per amore della maglia del Napoli, ci devono andare in nazionale, ma pare addirittura che sia aperto all'ipotesi di farsi convocare se ci fosse bisogno contro la Juventus. Napoli furioso con Osimhen. Poi arrivano gli altri articoli e dicono no, non è vero, quello già stava in vacanza, è previsto che deve tornare in un certo giorno, fa gli accertamenti e magari poi riparte, si vede quando riparte. Società Sportiva Calcio Napoli, dai, smentitele certe cose, siete velocissimi in alcune cose, siate veloci anche in questo, ci evitiamo. Vi assicuro, toglie punti, toglie energie mentali a qualcuno. Qualcuno soffre più di altri. Quindi cerchiamo di stare tutti uniti con la squadra. I tifosi, come faccio io a prendermela con i tifosi quando parte dall'ambiente giornalistico? E deve essere poi dall'ambiente societario che si aggiustano certe cose, non per amicizia cucchillata. Cercate di volere il bene della propria società, della vostra società, è vostra. E se non andiamo in Champions League, quella famosa frase che dicono molti tifosi, vinci solo tu, ti arricchisci. Non ti arricchisci. Insigne magari lo perdi a 0, non ci hai guadagnato niente. E se non prendi 30 milioni della Champions non ti arricchisci, e se vuoi vendere la società un domani devi avere i giocatori, perché non hai struttura. Non è che tu ti stai vendendo lo stadio, non è che, a parte lo stadio pare che sia in vendita, qualcuno potrebbe approfittarne, prenderselo dalla città Napoli e poi devi tu gestire con il Napoli. Attenzione anche a questo. E tu non hai giocatori, perché poi magari perdi Mertens, perdi Fabian, perdi Ospina, tutti a parametro zero. E che cosa ti vedi? Quanto vale oggi il Napoli? Quindi attenzione, noi speriamo bene di essere pronti sul mercato con un altro magari mezzo miracolo di giunto, possiamo augurarcelo, e di fare un miracolo a Torino con l'atteggiamento. Perché noi, se prendiamo la partita di Milano come propedeutica, come giurisprudenza, se la partita di Milano può fare giurisprudenza e Spalletti entra nella testa di questi giocatori, e quelli che entrano che saranno obbligati, ma voi lo sentite questo rumore che viene? Ce la faccio. I giocatori saranno obbligati. A Milano fecero una grande partita e ci andò bene. Noi dobbiamo fare un altro miracolo così a Torino, altrimenti stat buona al bambin Gesù. Però un po' di fiducia, un po' di tranquillità. Voi smentite, fatevi sentire, e non che a tombola, voi avete giocato a tombola, quello non serve. Da New York, Valerio Fluido è tutto, grazie a tutti gli amici che stanno arrivando, le ho viste che sono partite, tutte le amiche tazze che vi arrivano belline fino a casa. Un bacio gigante, le trovate sul fluido.net, ma sono marchette che vanno fatte, abbiate pazienza. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.